prendere questa via. Mamma mia, che spettacolo. Col trattore in tangenziale, lei ci va a comandare. Guardalo come sta correndo. Madonna mia. Le piste! Le piste! Valentino, nice to meet you. Tutto il ginocchio a terra, gratta tutto! Ho fatto questo lungo e finito nel campo. Sei andato lungo. Siamo carichi ancora che stiamo facendo il viaggio di 1000 km. 28 euro, 13 litri e 63 su una tangenziale. Sono atterrato storto, ho fatto un attimo così. Madò. E ragazzi, stamattina ripartiamo da Milano. Bella Madonnina Peppo! Dove abbiamo girato il video tutto in impennata nell'aeroporto abbandonato, dove ho distrutto il GB650. Vabbè, vi lascio la i qua in alto nel caso ve lo foste persi. Ma riprendiamo il giro dei 1000 km in 3 giorni, che poi abbiamo già sforato molto nei 1000 km. 1000 km è il giro, poi stiamo camminando come i pazzi. Dove andiamo andiamo. Oh, Cala dei Sardi. Ragazzi, siamo arrivati. Siamo in Costa Smeralda. Che bella. Direzione Portocervo, ragazzi. Che belle curve. No, questo era uno spot da fotografare. Eh sì, dai, quello è uno spot da fotografare. Lì la foto ci vuole, ragazzi. Per dirti di fermarti qui. Sì, lo so, l'ho capito. È colpa sua, non è colpa mia. È lei che non vuole stare giù. Bello parlarle. Fratelli, un giorno pure noi ce la faremo un viaggio così. Però America. Canta che ti sto riprendendo, vai. Mi hai fatto un capodanno in casa senza luci. Siamo tutti? Si parte? Pure la cinese dell'interfono mi ha detto Gaijin. Ma che cazzo stai dicendo? Che belle strade, mamma mia. Bella. La moto come scende giù, madonna mia. Le ruote stanno iniziando a prendere temperatura. Che bello ragazzi. Pennellarsele così, un asfalto spettacolare. Non c'è nulla da aggiungere. Cosa vuoi aggiungere? Madonna mia, che spettacolo ragazzi. Non hai bisogno di frenare, è tutta percorrenza di gas. Strade spettacolari, paesaggi assurdi, pochissime macchine ragazzi, pochissime macchine. Siamo venuti naturalmente anche nella stagione adatta. Ma queste macchine che lasciano parcheggiate così in questi posti dove naturalmente non c'è nulla vicino, le lasciano per la pubblicità? Madonna mia, le piste, le piste, le piste, le piste. Ma che cosa sono queste curve? Che cosa sono queste curve? Quanto rientrano? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Madonna mia, che strade, che strade, che strade, che curve. Che curve ragazzi, che curve ragazzi, mano a terra, metti la mano a terra. Bussavo alla macchina che stava uscendo. E ragazzi siamo arrivati anche a Portocervo. Adesso dobbiamo trovare solo qualche Ferrari. Mi serve una Ferrari per fare uno sparo. Ci ho messo anche a impennare. È scappata una. Non l'hai fatta apposta. Hai ragione. Mamma mia, che spettacolo. Bellissimo. Ah, questo è il Crazy Pizza di Briatore. È quello? Giusto? O no? Sono un po' ignorante. Fatemelo sapere nei commenti se è il Crazy Pizza di Briatore questo. Yes, GoPro. Valentino, nice to meet you. Dove stiamo andando? Alghero. Boom! Dove ci sono da qua dentro? 60! Li facciamo in niente! Si riprende la marcia ragazzi, ci aspettano altri 60 km e poi dopo altre 2 ore perché ci aspettano altri 180 km.
Aia, sti dislivelli sono bastardi. Non c'è una macchina. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Una pista. 2,29 euro ragazzi, da averla pagata a 1 euro a 2,29 euro un attimo. Che tristezza. Mamma mia. Era più bello ieri, un pieno Sì, a 13 euro. ieri era più bello il pieno a 13 euro. Guardalo come sta correndo. Che cazzo stai combinando con sta macchina? Vado a vento per colpa della borsa dietro. Che spettacolo. Mamma mia, cos'è? Una goduria? Una goduria! Ah, che curva! Che curva! Mamma mia! Ragazzi, che curve, che strade! Madonna mia! Qua metto il ginocchio, basta, mi sono stancato. No! Madonna mia, ma questi cambi di direzione cosa sono? Cosa sono? Cosa sono questi cambi di direzione, ragazzi? Di gas, ti alzo! Cattiva ti voglio 09 su queste strade. Spettacolare. Spettacolare. Guarda questa curva, tutto il ginocchio a terra, gratta tutto. Bella, eh? Bellissima. Bellissimo. Mancano ancora 25 km di curve alla prossima meta. Vai. Mamma mia. Wow. Madonna mia, ragazzi, che curve, ragazzi, che curve, bellissima strada, che bellissima. Abbiamo le gomme super calde. Guarda questa curva, ah, ci sono i binari di mezzo, che palle, non sarebbe stata una grandissima curva. Sono tutte così, che belle. Siamo arrivati. Ah, ti posso dire una cosa? Mettiamo l'altra meta, facciamoci un'altra mezz'oretta di strada e poi mangiamo, capito? Panico quando l'incontro, no, visera becco nascondono gli occhi, visera becco nascondono tocchi. Madonna mia ragazzi, che curve. Qua veramente musica nelle orecchie e basta. Non è vera. Oh. I circuiti fanno in Sardegna, non sono strade, sono circuiti, porco Giuda! Madonna mia ragazzi, che spettacolo! Che spettacolo! Forse ho dato un po' troppo gas, ho perso tutti quanti e basta che non mi dice basta, che quante potegliamo non stacca rispondo, non parla. Mi darebbe me un copo, non so come, ma innamoro di riesci una bomba, non so perché.
ci stanno? Ci ha fatto questo lungo e finito nel campo. Tuo. Dietro a un certo punto sono sparito io, ho fatto una curva lunga dove c'erano delle curve, una chicane stretta dove c'era tutto il cordolo di... Aspetta, non ho capito, cioè quindi sei andato lungo? Andato lungo, ho saltato il cemento, ho saltato. Ma sei caduto giù? No, l'ha tenuta, l'ha tenuta. La tenuta? In piedi. Io l'ho visto. Ma tu stavi dietro, Ale? No, ma non ho capito che ha fatto. Direttamente Zio, curva a destra. Curva. Lui tra questo e questo è andato dritto. La forcella è arrivata qua. No, ma già prima ce l'avevi così, quando prima lui ha detto il fatto dell'olio, io ho controllato. Per non rompere il cerchio, ho tirato il colpo nel vivo, No, vabbè, ma il cerchio sta bene. Se no già se n'era sceso. Andiamo. Later. Nella natura più incontaminata. Col trattore in tangenziale lei va a comandare. Non ha capito. Col trattore in tangenziale lei ci va a comandare. No? Grazie. Dove state andando? In giro per la Sardegna. Dove siete? Con queste belle strade. Con questi paesaggi. Paesaggi sì. Belli. Con questo cibo. Ok. Buon lavoro. Aio. Ma vicoli e vicoletti, non si capisce un cazzo. Sono andato a Fortuna 5 volte e tutte e 5 volte fortunatamente è andata bene. Non c'è un'anima. Quando si prende un dosso, si prende e poi si sfriziona di seconda piano piano e la si alza. Come l'SH. Stiamo salutando piaghe pluaghe. Che cazzo vi chiamate? Fassina Cassacarragno. Sì? Franco. Su una tangenziale, ma tu sei un Aio! Tu sei un Aio! Io già l'avevo capito che si stava buttando avanti. Questa è scuola napoletana, leggere nella mente le persone. Lui ha fatto lo stoppi, l'ho tenuto un po', il fatto è che nel farlo si è girato un po', quindi quando ha ripreso sono atterrato storto e ha fatto un attimo così. Madò! Ma tu stavi riprendendo, Ale? Oh, cazzo. Qua, Fra, ti stavi uccidendo! Ti stavi ammazzando! Portami al Residence Bougainville. Porco il di... Grazie. Ragazzi, me la portavo in ritardo, scusate. Siamo arrivati anche all'alloggio ed anche oggi abbiamo fatto la nostra dose quotidiana di chilometri. Ci siamo divertiti, lui ha rischiato, tu hai rischiato, nessun altro. Tu nemmeno, io nemmeno, tu nemmeno. Tu hai rischiato qualcosa? Vabbè, solo di prendere qualche infezione con quella che sei stato ieri sera. Guarda che io la metto su YouTube, poi ti sputtano con la tua fidanzata. Ha detto anche bravo. Stiamo uscendo dall'alloggio, ragazzi, ci siamo trovati la maratona. Ci ha dato l'autorizzazione il signor Piccone. Grazie mille. Prego. Ci aveva dato il permesso il signor Piccone a noi. Olè, slittatina. Rude fredde, meglio evitare di fare i cazzoni. Ieri sera, ragazzi, siamo tornati e siamo andati in coma più assoluto. Ti ho detto ai ragazzi, mi appoggio 10 minuti sul letto, poi scendiamo a cena. Sono morto. Vabbè, mi sono mangiato anche 2 panini pieni di salame e formaggio appena siamo arrivati, che avevo una fame di pazzi. Oggi dovremo fare gli ultimi 75 km per arrivare al circuito, dove girerò un video abbastanza particolare. Lo sparo con una Ferrari F8 tributo. Non so se è già uscito, se uscirà il video vi lascio like qua in alto. A parte ciò, poi dovremo fare altri 190 km per raggiungere Cagliari, quindi anche oggi faremo un 250/300 km. Scusi, volevo chiedere un'informazione. La sua camicetta è proprio bella. Scusi, un'informazione. Il benzinaio più vicino. Benzinaio più vicino, le conviene prendere questa via. Questa qui a destra? Che c'ho il rifornitore Eni. Ok, grazie. Nuova Sardegna.
Abbiamo bloccato tutto. Non ci aveva visto, meglio segnalare. Vedete, guarda quest'altro, è da solo. Non è che se sulle strisce vi dovete buttare. Oh yeah. Tutte le volte che adesso la facciamo a 2 euro è una tristezza. E andiamo a fare il pieno a 1,110 euro. Arriviamo a 24, ma pure a 25, dai, ci arriviamo. 25,34. Cioè ogni piccola premuta è 1 euro. 26 euro. Oh, basta, strabordato troppo. Sinceramente mi scoccio di buttare soldi, perché mezzo litro è 1 euro ad oggi. 28 euro, 13 litri e 63. Portami al circuito di Mores. Per Tintin Pinchini Tintari. Bravo. No, non l'accetta la carta. Siamo stati un'ora anche noi. Già. Buonasera. Cazzo c'è la pula, questi mo mi fanno male. I don't even know, You know the vibes of Whoopty. Carini e coccolosi, ragazzi. Carini e coccolosi. Buonasera signor polizia, guardi siamo ad una velocità decente. Are you serious right now, bro? E ragazzuoli, stamattina siamo carichi ancora che stiamo facendo il viaggio di 1000 km e andremo a fare uno sparo con un F8 tributo. La 09 mi sembra bella che è pronta. Saremo al circuito di Mores, non lo conosco minimamente, e forse avremo la possibilità di provare anche qualche altra auto. Mi hai rovinato la intro. Benvenuto a Mores. Benvenuto a Mores. Belluso e mi tapizzo, belluso e mi tapizzo, finzana. Vai. Quello per questo si fanno male per strade, ragazzi. Serio, è affondato tutto! Sì, è andato. C'è una ripresa assurda all'MT-09! E ragazzi, dopo questa giornatona in pista finiscono così i 1000 km in 3 giorni che stavamo facendo. Restano altri 151 km da fare. Abbiamo deciso di fare tutto tangenziale, autostrada, perché porta l'arrivo alle 8 di sera, non vogliamo camminare col buio, siamo stanchi. Ma non finisce qui, perché resterò altri 2 giorni a Cagliari, quindi mega raduno organizzato domani e dopodomani un altro mega raduno, quindi ci usciranno sicuramente tanti altri video per la Sardegna. Non so nemmeno quale è uscito prima, quale uscirà dopo, so solo che noi ci becchiamo alla prossima avventura. Un bacio ragazzi, ciao! Venite in Sardegna che sta troppo bene, in moto soprattutto, si viaggia da Dio.